questo rifiuto di ogni vincolo e di ogni solidarietà che mette in discussione le ragioni stesse dell'esistenza della politica e della società, cioè una deriva non solo violenta in alcuni casi, ma un individualismo in cui scompaiono tutti i riferimenti che legano le persone insieme, in cui alla fine emerge solo l'io, che non solo è senza ma addirittura contro la vita degli altri. Allora io a quell'epoca facevo il capo scout, fra l'altro in quegli anni lì sono stato pure qua, stavo dicendo al sindaco, a lavorare quando c'è stato il terremoto in due posti diversi, a Osoppo e a Raveo, e insomma dai lupetti, come qualcuno che l'ha fatto lo sa, si legge il libro della giungla. Allora l'orso Balù spiegava al bambino Mowgli che la legge è come la liana che lega insieme gli alberi della giungla, sembra un peso, sembra una cosa scomoda che impedisce il movimento, però poi quando viene il grande temporale, quando viene l'uragano, è la liana che tiene insieme gli alberi che evita che vengano strappati. Ed era per spiegare che cosa è la legge, no? E in fondo è lo stesso senso. La legge è un vincolo di solidarietà fra le persone, che naturalmente è pesante perché implica in alcuni casi la rinuncia a qualche cosa che faremmo, però è anche la garanzia che non siamo, soli, che siamo una comunità nella quale ci sono regole, ma ci sono anche vincoli che ci sostengono nei momenti di difficoltà. Grazie Giovanni, io un applauso credo che sono meriti per la generosità e la passione che ci ha parlato.